Laboret Lex è il motto dello studio legale Mosetti Compagnone, pionieri nella consulenza integrata in campo giuslavoristico, un unicum nel Nord-Est. Benvenuti agli avvocati Giulio Mosetti e Daniele Compagnone, entrambi vincitori del premio Avvocato dell'anno in settori diversi, oltre al riconoscimento per l'intero staff tra i migliori team e i migliori studi legali d'Italia. Ecco, la vostra forza consiste proprio nello stare, nell'operare dentro l'azienda, dentro l'impresa, quindi per una consulenza diretta che migliora anche la gestione delle risorse umane. Beh sì, diciamo che il modus operandi che in maniera empirica abbiamo pian piano fatto nostro è stato proprio quello di smettere di stare in studio e cominciare ad andare in azienda. Noi siamo dei giuslavoristi datorialisti, quindi a vocazione aziendale, assistiamo il datore di lavoro e quindi nella costruzione di situazioni che si possono verificare quotidianamente all'interno del rapporto di lavoro, è ovvio che stando in azienda al diretto fianco di imprenditori, di manager o dei responsabili delle risorse umane, questo ci ha dato, crediamo, un vantaggio in termini di passaggi tra quello che accade e quello che perviene o giunge all'avvocato. Naturalmente è ovvio che questo metodo ci aiuta a evitare il più possibile il contenzioso, ma siamo pur sempre uno studio legale, quindi abbiamo puntato tantissimo su una qualità alta ed elevata anche del contenzioso. Io di questo me ne occupo di meno, se ne occupa di più il mio collega che insieme al team che abbiamo costruito copre quei momenti, quelle occasioni, speriamo sempre di meno, che portano naturalmente al Tribunale del Lavoro dove i lavoratori fanno causa ai datori di lavoro. Una prospettiva all'interno quindi dell'azienda e dell'impresa permette poi, in un caso certo non auspicato ma possibile di contenzioso, una difesa più coesa con il cliente proprio grazie alla conoscenza che voi avete maturato all'interno dell'azienda e dell'iter stesso lavorativo dei dipendenti. Certo, vivere l'impresa dall'interno ci aiuta in quelle situazioni che fortunatamente effettivamente sono residuali, ma che comunque in alcuni casi ugualmente sfociano in contenziosi. Averla potuta preparare dal di dentro, potendosi addentrare in quelle che sono le dinamiche fra datore di lavoro e lavoratori prima di arrivare in giudizio, consigliando e stando accanto all'imprenditore e al datore di lavoro passo passo in tutte le situazioni che ci si possono presentare innanzi, ci dà sicuramente un'arma in più in tribunale, cercando di controbilanciare quella che purtroppo però a tutt'oggi è un'endemica sproporzione tra impresa e lavoratore che ancora oggi innegabilmente si sente nelle aule dei tribunali, seppure a macchia di leopardo, però tendenzialmente non posso dire che non ci sia, che non esiste. Diciamo che poi stare dentro all'impresa ci aiuta anche assieme ad altre professionalità appunto a sviluppare determinate dinamiche, come ad esempio quella della fedeltà dei lavoratori all'impresa. Pensiamo all'utilizzo ormai sempre più frequente degli investigatori privati, sia per verificare il corretto utilizzo di strumenti quali malattie o permessi ex 104, pensiamo anche alle funzioni e a tutto ciò che ruota attorno alla sicurezza del lavoro, alla psicologia del lavoro. Sono dei professionisti che assieme a noi stanno all'interno delle imprese e ci aiutano a predisporre quella che poi un domani potrebbe, auspichiamo di no, ma capita, essere appunto una difesa in giudizio. Ecco, si evidenziano così i vari aspetti della consulenza strategica aziendale. La parola chiave è multidisciplinarità. Beh, indubitabilmente sì, quella è la parola chiave, è la parola che fa sì che l'azienda, per il tramite di un consulente che sia comunque sempre il capofila, noi abbiamo consolidato negli anni dei rapporti che sono diventati contrattuali con altre figure professionali, quelle che indicava adesso, alcune delle quali le indicava adesso l'avvocato Compagnone, quindi il diritto del lavoro e la gestione delle risorse umane all'interno di un'impresa e all'interno di un'azienda deve giocoforza non avere soltanto l'avvocato che fa diritto del lavoro e quindi un avvocato specializzato sul punto, deve avere
colui che cura la parte amministrativa, quindi il più classico dei consulenti del lavoro, e poi tutta una serie di professionisti che aiutano anche il benessere dei lavoratori, quindi la psicologa del lavoro, il security manager, il safety manager, tutte queste figure messe insieme riescono a dare quella consulenza strategica che è un altro degli obiettivi a cui noi come studio legale puntiamo. Abbiamo, come le dicevo, consolidato questi rapporti, anche qua risparmio di tempo, efficienza nelle risposte, alta qualità. Sono questi i principi su cui la multidisciplinarietà deve basarsi. Veniamo all'attualità. Siete riusciti a dare risposte tempestive e anche mirate ad alcune criticità e incertezze che sono emerse proprio nel tempo della pandemia? Sì, la pandemia è stata ed è ancora, perché oggettivamente non possiamo dirci del tutto al di fuori, è stata sicuramente un cigno nero per quanto riguarda il mondo del lavoro. La produzione legislativa è stata all'inizio un po' caotica e sovrabbondante. Abbiamo cercato di farci forza, prima dalle nostre case, poi pian piano riappropriandoci dei nostri spazi, dallo studio alle imprese, di stare anche in questa fase accanto agli imprenditori. Quindi abbiamo ripreso degli strumenti che magari nel corso degli anni avevamo tralasciato, fortunatamente tralasciato, quindi penso a tutti gli ammortizzatori sociali, alle casse integrazioni, i fondi di solidarietà. Li abbiamo ripresi, li abbiamo adeguati a quelle che sono state le necessità dettate dal periodo emergenziale, e in qualche modo, diciamo, le abbiamo utilizzate affinché i lavoratori potessero effettivamente continuare diciamo, a vivere ugualmente l'impresa e a vivere indipendentemente dal vivere l'impresa. È stata un'opportunità, sicuramente innegabilmente ci ha fatto riconoscere determinati e riscoprire determinati strumenti che sicuramente oggi migliorano la nostra vita di professionisti. Pensiamo alle call, pensiamo alle video call, qualcosa che fino a qualche anno fa era assolutamente impensabile, bisognava necessariamente essere in presenza dall'imprenditore. Questo ci dà la possibilità di essere accanto a più imprese e a sfruttare meglio il nostro tempo e a fornire risposte in maniera sempre più pronta, puntuale e dinamica. 3 sedi, Udine, Trieste, Gorizia, per un'eccellenza che unisce competenze, passione e valori. Grazie agli avvocati Mosetti e Compagnone, non ci resta che salutarci con l'augurio di buon lavoro con il vostro motto Labor et Lex. Grazie.